Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Torna Linea Diretta, questa volta in live con il nostro ospite dopo il primo passaggio del nostro web giornale radio. Allora, innanzitutto saluto da Roma l'onorevole Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, ma anche, ricordiamo, vice sindaco di Cividale del Friuli. Buon pomeriggio, onorevole. Buon pomeriggio Omar, grazie dell'invito. Allora, lei che nella capitale, nel cuore pulsante, nell'urbe, come dicevano, i latini, cosa ci racconta in questi minuti? Anzi, da questa mattina alle 10 è partita la presentazione, insomma, il discorso di Draghi dopo il passaggio alla Camera in quel del Senato. Chiaramente il voto è scontato, salvo clamorosi colpi di scena che presumo soltanto da leggende metropolitane, ma insomma, che aria tira a Roma in questo momento? A Roma in questo momento c'è un'aria di ottimismo, ma ottimismo non solo per la fiducia che è scontata al presidente Draghi, ma perché le forze politiche, pur con qualche sconnessione, hanno preso coscienza che l'appello del presidente Mattarella con un presidente del Consiglio come Mario Draghi potranno lavorare assieme per riuscire davvero a far uscire dalle sacche questo paese. Non c'è più tempo di aspettare. Chi urlava elezioni sapeva perfettamente che non sarebbe stato possibile farlo, perché avremmo immobilizzato questo paese per almeno altri 4 mesi. Le risposte devono essere il più immediate possibile.
si è tornati verso qualcosa che avevamo abbandonato, verso le competenze, e questo è importante perché per risolvere problemi complessi ci vuole coesione, ma ci vogliono anche competenze, indipendentemente dal fatto che non tutti possono essere d'accordo sulla squadra di governo, non tutti possono essere d'accordo su come si è formato questo governo, ma credo che tutti abbiano ben chiaro l'appello del Presidente della Repubblica e quello che stamattina Mario Draghi ha detto nel suo importante discorso. Senta, possiamo dire, onorevole, un po' un discorso, per usare anche un concetto sportivo, no? Draghi ha fatto capire in questo momento dobbiamo essere un po' come la nazionale di calcio, no? Formare una squadra, essere uniti, portare fuori l'Italia da questa situazione un po' particolare, poi fra un anno si può tornare tranquillamente nelle vostre squadre di club per affrontarvi poi nel campionato parlamentare. Ma questo credo che sia il cuore di un ragionamento che è fatto per il bene del Paese. Io ascoltando questa mattina e poi domani verrà alla Camera Mario Draghi, ho così stigmatizzato, ho posto l'attenzione su un piccolo passaggio che voglio leggere, dove il Presidente dice: oggi l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Allora questo non è un passaggio demagogico, questo è un passaggio che, se vogliamo, è l'appello del Presidente Draghi all'unità delle forze politiche così diverse, è vero, che comunque si confronteranno per cercare di risolvere con una guida di eccellenza i problemi, e non sarà facile risolverli, ma abbiamo qualche speranza in più. E poi insisto con quello che continuo a ripetere da tempo: la politica ha bisogno di riprendere credibilità, e qual è il miglior modo per riprendere credibilità se si dimostra unita, seppur nelle diversità partitiche, e dà delle risposte, dà delle soluzioni. I problemi dell'occupazione, i problemi delle vaccinazioni, i problemi giovanili, la scuola, ecco, sono problemi enormi, ma non li potevamo affrontare nelle condizioni in cui eravamo prima. Adesso penso che possiamo farcela, ma ci vuole tanta responsabilità e qualche passo indietro. È evidente che se mi viene detto cosa condividi con l'EU, posso dire ben poche cose, ma sui punti possiamo essere tutti utili. Adesso però si è creata un po' una situazione un po' particolare, no? Nel senso che da una parte addirittura c'è un governo dove c'è l'EU con Salvini, insomma questo mix, no? Centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle che non hanno mai detto esattamente dove stanno, e dall'altra parte c'è un'opposizione formata in toto da Fratelli d'Italia con una parte anche di Leo, perché ricordiamo che Sinistra Italiana, che è uno dei componenti insomma di Leu, sta all'opposizione, no? Cioè si è creata una cosa che probabilmente si poteva scrivere sui libri, tra parentesi, su un film quasi, no? Tanto per essere chiari. Mai qualcuno avrebbe pensato un giorno che la Boldrini e Salvini magari parlavano, addirittura Salvini va a parlare con Zingaretti, e dall'altra parte la Meloni sta all'opposizione con l'estrema sinistra, no? Cioè robe veramente che si potevano soltanto immaginare in una trama particolare. Probabilmente qualcuno anche ha fatto un paragone, si è tornati un po' indietro col dovuto beneficio di inventario chiaramente, con l'esempio del famoso governo di Cina degli anni 70 con il Partito Comunista che faceva opposizione ma costruttiva, no? In un certo senso. Sì, insomma, nessuno può definire questa situazione secondo i canoni classici normale o ordinaria, però voglio sempre tornare alla condizione del Paese. Qui stiamo parlando di centinaia di persone che ogni giorno perdono la vita, stiamo parlando a causa della pandemia, stiamo parlando di una condizione socio-economica che dal dopoguerra in poi non si è mai vista, e stiamo anche parlando di un sistema scolastico che ormai sta facendo acqua da tutte le parti a causa della pandemia e delle soluzioni che sono state date, che purtroppo non sono state le più efficaci. Allora, qui o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Il mio timore, che non è purtroppo un timore personale, è che se avessimo continuato ad andare avanti nelle condizioni in cui eravamo, saremmo
avremmo rischiato di diventare il Venezuela dell'Europa. Allora, dovevamo cercare di cambiare passo. Si poteva andare alle elezioni, è vero, ma ripeto, il Paese in questo momento non poteva permettersi 4 mesi di stop. Ci sono dei dati molto preoccupanti che ci vengono forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, che prevedono, e speriamo che questo non accada mai, una possibile terza pandemia a marzo, verso marzo. Anche perché non si esclude, no? Mi permetta, Novelli, non si esclude un lockdown, no? No, non si esclude neanche questo. Noi non abbiamo informazioni, come dire, dirette, perché queste sono cose che noi sentiamo come sente anche il cittadino, però l'indirizzo di tutelare in ogni caso la salute, che poi è il motore principale per poter fare tutto il resto, con queste purtroppo varianti che stanno entrando anche in modo prepotente, pensiamo alla variante inglese che è presente circa il 20% delle persone contagiate. Fortunatamente in questo caso sembra che i vaccini funzionino lo stesso, ma poi abbiamo la variante sudafricana, abbiamo la variante brasiliana e purtroppo queste noi non conosciamo ancora l'entità, sono molto virulente, particolarmente quella inglese, e questo significa più contagiati e quindi più persone fragili che possono anche purtroppo avere delle conseguenze gravissime. Allora qui ci vuole una grande responsabilità da parte di tutti, in primis da parte nostra anche come cittadini, nell'utilizzare quegli strumenti semplici che ormai abbiamo imparato a conoscere, che sono il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani, perché chi scherza con questa pandemia non si rende conto di con chi e con cosa sta scherzando. Ripeto, è troppo facile ridurre tutto, stanno morendo i vecchi. Non è vero, perché adesso si stanno contagiando anche persone molto più giovani. Dobbiamo avere tutto un grande senso di responsabilità e speriamo che da adesso si parta per cercare di cambiare un po' le cose, renderle più dinamiche. Insomma, penso alle primule di Arcuri. Ecco, le primule di Arcuri erano più un effetto, come dire, scenografico rispetto all'efficacia dell'azione, che costava poi decine e decine di milioni di euro. Utilizziamo gli spazi che abbiamo già sostanzialmente. Chiaro. Senta Novelli, allora in queste ore si sta discutendo anche per la squadra dei cosiddetti viceministri e sottosegretari. Si fanno già dei nomi, va detto la verità che tutti quelli che hanno fatto, anche i notisti politici, che hanno fatto il toto ministri, tanto per essere chiaro, non hanno azzeccato nulla, no? Perché Draghi ha cambiato tutto, no? Però si fanno dei nomi anche di poltrone, per quanto riguarda, ripeto, i sottosegretari o i cosiddetti ministri junior, si fanno voci anche di nostri corregionali, i suoi colleghi, e anche si vocifera anche di un Roberto Novelli nella lista eventualmente dei sottosegretari. No, metta le mani avanti. No, ma non serve mettere le mani avanti, perché lo posso escludere perché non credo di essere mai entrato nella partita. Mi fa piacere se qualcuno l'ha pensato, ma certamente non sarò un sottosegretario di questo governo. Altri nomi di nostri corregionali, è vero, sono stati fatti. Io spero che qualcuno possa riuscire a farcela. È abbastanza evidente però, io parlo della Camera, che se guardiamo così la geografia degli carichi che sono arrivati alla Camera e quelli, parlo dei ministri, e quelli che sono andati al Senato, l'equilibrio fa presupporre che ci saranno molti più sottosegretari indicati non dal Senato, ma sottosegretari senatori, perché la Camera, parlo di Forza Italia, ha avuto 3 ministri. Quindi, insomma, 3 ministri non da poco, no? Viene da dire. Assolutamente, guardi, anche in queste ore io ho avuto modo peraltro di incontrare Maria Stella Gelmini e devo dire che mi fa molto piacere che Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Renato Brunetta siano ministri di questo governo, perché al di là di tutto ho sentito un sacco di illazioni, anche come succede poi, insomma, ma al di tutto c'è bisogno di competenze, lì le competenze ci sono, lo posso garantire da neoparlamentare
prima legislatura, che si sta impegnando, che è sempre a contatto con le persone dalle quali si può imparare qualcosa, e vi devo dire che in un panorama che è sufficientemente triste a volte, queste persone in particolare eccellono per conoscenza, competenza, capacità di mediazione, dialogo, insomma, è un'altra storia. Chiaro. Senta, l'importante è come tutti gli italiani si augurano che non siano le solite cambiali in bianco, no? Giusto per dare il contentino a qualcuno, perché magari come il bambino va a tirare la mamma per la gonna perché vuole avere la caramella, no? Guardi, quello che posso ripetere è semplicemente questo: ci deve essere una grandissima responsabilità da parte di tutti. Cioè, il gioco è finito, lo dico così, brutalizzando e anche così sottovalutando un po', il gioco è finito. Allora, Roberto Novelli è ben lieto di partecipare a un governo che può cercare, con le competenze, con il presidente Mario Draghi, di risolvere al meglio o meglio i problemi che deve affrontare questo paese. Io sono ben lieto. È contento, la domanda successiva, di essere al governo con l'EU e con il PD? La risposta è: non posso essere contento in termini partitici, ma certamente se guardiamo il panorama e vediamo anche le persone con le quali ho relazioni che sono negli altri partiti e che dimostrano competenze e responsabilità, posso dire che insieme si può davvero riuscire a fare qualcosa. Abbiamo detto prima, abbiamo fatto l'esempio dello sport per far capire anche a coloro che magari masticano poco di politica o addirittura fanno fatica a digerire, no, queste situazioni, no? Per dire, in questo momento ragioniamo che abbiamo la nazionale di calcio, dobbiamo fare squadra perché dobbiamo vincere il campionato europeo o il campionato del mondo. Finita poi questa fase, torniamo ognuno al nostro club e cerchiamo di portare a casa lo scudetto o la Champions League in base al nostro colore e rappresentanza di squadra, no? Sì, io ho l'impressione che comunque, anche quando sarà finita questo campionato e tutti torneranno, diciamo, nella loro posizione, non sarà come prima, perché abbiamo delle forze politiche, che sono peraltro i nostri alleati, che sono diventate europeiste e atlantiste. Quindi questo mi fa sperare che, insomma, poi ci sia una certa continuità anche in pensiero successivamente, e questo potrebbe portare anche a un'aggregazione più solida, meno conflittuale anche all'interno delle stesse tradizionali aree politiche. Chiaro. Senta Novelli, prima di parlare di Cividale del Friuli devo mettere un 30 secondi e poi torniamo con lei, perché abbiamo un nostro amico silenzioso che giustamente deve dare un suo messaggio ai nostri teleutenti. 30 secondi e torniamo. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Torniamo in diretta con l'onorevole Roberto Novelli, collegato con noi da Roma, deputato di Forza Italia, ma soprattutto anche vice sindaco di Cividale del Friuli. Per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo momento, abbiamo parlato nella prima parte con Novelli per quanto riguarda il discorso legato al governo Draghi, maggioranze, opposizione e via dicendo. Adesso invece apriamo con Novelli il capitolo dedicato a Cividale del Friuli. Abbiamo già parlato questa mattina nel corso dell'audio video giornale in merito a queste nuove mascherine, no, che il comune di Cividale ha fornito sul territorio. Perché nasce questa iniziativa, Novelli? Guardi, questa iniziativa nasce un po' anche dalla sensibilità personale. Io, come lei sa, sono da diversi anni in commissione, sono stato diversi anni in commissione sanità in regione, e adesso sono in quella che si chiama affari sociali, commissione affari sociali alla Camera. Queste commissioni, devo dire, ti pongono anche di fronte a tutta una serie di problemi che le persone vivono e che sono legate alla loro integrità psicofisica, alla loro salute. E ho la fortuna di avere con me in commissione affari sociali l'onorevole Giusy Versace, che molti intanto che lei sta parlando abbiamo messo la telefoto.
Ecco, non sono belle, devo dire, però sono Mhm. utili, poi dirò perché. Beh, giusto per... E insieme all'onorevole Versace, molto spesso ci confrontiamo sui temi della disabilità e ho ricevuto nei mesi scorsi diverse segnalazioni di ragazzi e ragazze, perché erano proprio persone giovani, sordomute, che esplicitavano il problema della comprensione di quello che gli veniva detto, perché queste mascherine purtroppo impediscono di poter leggere il labiale. Allora ho subito cercato di capire come poter dare una mano a queste persone e il senso della cosa è cercare delle mascherine con apertura facciale trasparente, però che fossero autorizzate dall'Istituto Superiore della Sanità o certificate. E finalmente ho trovato questa azienda di San Benedetto del Tronto che pochi giorni prima aveva avuto l'ok da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, ho dialogato con questa azienda e cortesemente hanno inviato gratuitamente al Cividale queste, diciamo, un centinaio di mascherine e queste mascherine saranno nel cassetto di ogni singolo operatore, di ogni singolo dipendente del comune di Cividale che ha contatti con il pubblico, in modo tale che se dovesse esserci una persona sordomuta che va in comune e deve dialogare con un dipendente o con un funzionario, avrà la possibilità di farlo provando a leggere il labiale. E questo è un piccolo segnale e spero che come esempio venga anche esteso ad altre amministrazioni. Insomma, ci immaginiamo se questa delicatezza, ecco, fosse un pochino utilizzata in tutti gli uffici pubblici. Ma alla fine Certo. una mascherina come questa o trasparente cambia poco, basta tenerla nel cassetto e se serve la si utilizza. È anche vero che qui si apre un ragionamento che dice che è legato a una circolare del Ministero che insomma in qualche modo consente a chi deve parlare una persona sordomuta di abbassare la mascherina e anche ai loro accompagnatori non usarla nel momento in cui gli parlano. Però noi diciamo teniamo la sicurezza alta e consentiamo alla persona sordomuta che dovesse interagire con il dipendente comunale eventualmente di leggere il labiale. È la cosa è molto importante, come lei ha detto. Se tratta di iniziative invece legate a Cividale, ricordiamo Cividale che è una delle città UNESCO a livello internazionale, Cividale del Friuli, che ha la sua particolarità storica e culturale legata a tanti eventi nel corso insomma della sua, da quando è nata ad oggi, no? Dall'antica Forum Iuli fino allo sviluppo odierno. Cividale insomma che ci tiene a essere una pedina fondamentale per il rilancio turistico del Friuli Venezia Giulia in questo momento un po' particolare causa pandemia e via dicendo. Sì, siamo con il freno a mano tirato come tutte le amministrazioni, tutte le realtà. Questa situazione ovviamente impedisce tutta una serie di attività che erano le attività di contatto con il pubblico, oppure anche impedisce quell'incoming, quell'arrivo continuo dei flussi turistici e di visitatori che venivano con costanza sia per le iniziative che mettevamo in atto, sia perché volevano visitare semplicemente la nostra bellissima città e il territorio, venivano a Cividale. È chiaro che noi in questo momento stiamo ragionando per il dopo e abbiamo nel cassetto tutta una serie di iniziative che dovranno svilupparsi, ma dovranno svilupparsi solo quando le condizioni si saranno normalizzate ed è Chiaro? evidente che per noi sviluppare iniziative significa intanto cercare di rafforzare quello che è il tessuto socio-economico della città. Cividale è sempre stata una città imprenditoriale, Cividale ha sempre ricevuto molte persone che venivano a visitare la città, ma che venivano a fare acquisti, che venivano a vedere i nostri bei negozi, che venivano a bere insomma gli aperitivi nei nostri bei locali. Allora tutto questo è in questo momento come dire come se fosse in una situazione di congelamento, si muove poco, ma lo sappiamo perché sta succedendo tutto questo. Allora è evidente che noi ragioniamo per il futuro semplicemente pensando che quello che abbiamo perso dobbiamo recuperarlo e rafforzarlo.
Penso semplicemente a quello che non abbiamo potuto fare nel periodo natalizio. Avevamo un progetto molto bello e articolato che riguardava l'illuminazione della città, molto attrattiva, con gli edifici anche illuminati, poi tutta una serie di attività, attività collaterali che servivano anche per invogliare le persone a venire a fare acquisti a Cividale. Insomma, tutto questo purtroppo non si è potuto fare, ma la nostra proiezione è innanzitutto consolidare la posizione turistica, che è diventata città turistica Cividale, no? E quindi consolidare la sua peculiarità di città attrattiva e turistica. Questo è un dato di fatto. Abbiamo ottenuto questo risultato che auspicavamo da anni, cioè il riconoscimento come città turistica. Adesso hanno implementato i servizi, però è evidente che i servizi non vengono implementati solo dall'amministrazione comunale. I servizi vengono normalmente implementati da chi si mette in proprio, da chi rischia in proprio e sa di poter sviluppare la propria attività, perché poi ha dei ritorni e dei guadagni. In questo momento purtroppo la situazione non consente agli imprenditori di fare dei grandi investimenti, anzi bisogna cercare di supportarli in ogni modo, supportarli ovviamente con gli strumenti che ha il comune, perché tassa sul suolo pubblico, tutte queste piccole cose che sono però collaterali. Però Cividale lo posso dire con estrema tranquillità, nel momento in cui sarà possibile ripartirà con tutto il sostegno e la progettualità che il comune vuol fare insieme anche alle attività produttive e ovviamente innervato in quello che è il circuito turistico regionale. Molto chiaro. Senta, onorevole, poi la lascio, giusto una battuta al volo. Si vocifera di un cambiamento di colore la prossima settimana in Friuli Venezia Giulia. Lei ha qualche sentore? Guardi, io non ho sentori di questo tipo perché, ecco, fare affermazioni su un possibile cambiamento di colore di una regione sarebbe, come dire, azzardato. Sono diminuiti i ricoveri ospedalieri, l'abbiamo letto anche oggi sulla stampa. L'indice di RT è un po' come l'elastico, no? Si allunga, quindi cresce, poi diminuisce. Quello che sta succedendo è questo innesto di questa variante inglese che rispetto a quello che si pensava ha una presenza forse superiore percentualmente rispetto alle persone testate e ai positivi. Allora io mi auguro che questo non debba e non accada, però è una mia, l'auspicio di tutti naturalmente, ma è un'ipotesi quella che io vi sto facendo. Bisogna vedere quelli che sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Naturalmente anche su questo il nuovo governo dovrà intervenire per capire anche se è il caso di rimodulare quello che è il comitato tecnico scientifico, per valutare se ci sono dei parametri diversi da utilizzare. Non deve più succedere quello che è successo qualche giorno fa con la chiusura degli impianti sciistici a poche ore dall'apertura. Ecco, queste cose non possono accadere perché si vive di salute, ma si vive anche di economia. E l'economia è fatta da persone che investono e che hanno bisogno di avere delle certezze, quindi basta con questa come dire, non so se definirla approssimazione, certamente non con un atteggiamento corretto, perché se stessimo giocando a un gioco da tavola non ci sarebbe problema, ma sono perfettamente d'accordo con lei. Ci sono persone che hanno speso dei soldi, hanno assunto delle persone, chiaro. hanno aperto gli impianti, hanno battuto le piste, hanno fatto degli investimenti che da un minuto all'altro sono risultati infruttuosi. Allora, io credo che col prossimo decreto ristori sicuramente ci saranno anche degli indennizi, perché alla fine è lo Stato che dice io ti chiudo, magari con tutte le motivazioni del caso, non discuto, però a quel punto se sono io Stato che ti dico non puoi lavorare, devo anche metterti nelle condizioni di non finire sulla strada o di non andare a Caritas a chiedere il sacchetto del cibo per poter da mangiare magari ai tuoi figli. Questo non è ammissibile. Bene, io ringrazio l'onorevole Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, nonché vice sindaco di Cividale del Friuli, per la partecipazione. Buon lavoro, perché insomma ci sarà tanto da fare, come ci dice Novelli, no?
Sì, molto. Grazie, grazie davvero. Grazie, buon pomeriggio a lei. Invece per i nostri Grazie. telespettatori restate un attimo con noi, suggerimento commerciale, poi torniamo in studio con degli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca. E io saluto anche l'onorevole, che come si dice in questi casi è libero. Alla prossima, Novelli. Grazie. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ecco, torniamo in diretta soltanto per darvi 3 notizie proprio veloci. Partiamo da Amaro, dove sono ancora in corso le ricerche di David Concina, l'uomo di 48 anni che è uscito di casa lunedì intorno alle 12 per una passeggiata e non ha più fatto rientro tra le proprie mura amiche. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e tra l'altro i vigili del fuoco anche con l'ausilio del reparto cinofilo e dell'elicottero Drago, che anche oggi sta sorvolando la zona per cercare insomma di ritrovare quest'uomo che, ripetiamo, da lunedì è scomparso e non è più rintracciabile perché con sé non ha nemmeno il telefono cellulare. Da quanto abbiamo saputo però le telecamere del paese lo hanno ripreso mentre stava camminando vicino alla rotonda proprio del paese. In queste ore è stata anche sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti perché da quello che sappiamo insomma l'uomo indossava una giacca mimetica e dei pantaloni verdi. Questo ci è stato riferito. Chiaramente sul posto stanno operando, come detto, le forze dell'ordine e ci auguriamo insomma che la storia abbia un lieto fine. Parliamo invece del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, visto che ci è appena arrivato l'aggiornamento. Un attimo di pazienza, andiamo sulla notizia, eccolo qua. Allora, vi dico subito che in Friuli Venezia Giulia su 7.563 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi contagi, percentuale del 3,33%. I test rapidi antigenici realizzati sono 2.309 dei quali 81 casi rilevati, 3,5%. I decessi sono 7, i ricoveri in terapia intensiva scendono a 59, mentre negli altri reparti siamo a 384. I decessi complessivi ammontano a 2.722, mentre i clinicamente guariti sono 58.807, i clinicamente guariti 1.840, calano anche le persone in isolamento a 8.969. Per quanto riguarda invece dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.781 persone. A queste nel gruppo vanno anche aggiunte nel totale di 72.781 anche 859 da fuori regione. E adesso andiamo a Udine perché oggi c'è stato un incontro alla Camera di Commercio e allora il servizio. Stiamo lavorando per chiudere un po' la definizione della modalità e delle categorie che saranno oggetto del terzo ristoro. Sottolineo che con questa misura la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione, metterà a disposizione circa 70 milioni di euro, una cifra molto importante. Quello che noi cercheremo di fare con questa misura è ristorare le categorie che maggiormente hanno sofferto in questa coda d'anno, in questo inizio d'anno. E allora con le dichiarazioni dell'assessore Bini chiudiamo qui questa pagina informativa iniziata poco prima delle 15 con l'ospite da Roma collegato, ricordo ancora, Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, nonché vice sindaco di Cividale. Abbiamo trattato il tema legato al governo Draghi e poi abbiamo parlato nella seconda parte con lui delle iniziative sociali e non riguardanti la città ducale. Sono le 15:28 in questo momento, in rigorosa diretta per chi ci sta guardando. Saluto anche coloro che come sempre ci guarderanno in leggera differita
vita, perché giustamente tutti i nostri passaggi televisivi rimangono all'interno dei nostri social, in modo tale che tutti possano tranquillamente rivedersi con calma gli interventi. Noi ci diamo appuntamento intorno alle 18:30 per un'altra edizione flash del nostro audio video giornale. E cosa dirvi, come si dice dalle nostre parti, mandi e alla prossima. Chiaramente ci saranno ulteriori aggiornamenti di notizie in flash per quanto riguarda nel corso del pomeriggio, però in video e audio torneremo intorno alle 18:30 con il nostro web radio audio giornale. Insomma, alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.